Si parla di meccanica, di meccatronica, in cui Napoli è una scintilla, un faro, una luce nel mondo. Insomma, i nostri ricercatori, i nostri universitari, i nostri laureati sono molto richiesti all'estero e soprattutto il gruppo del professor Bruno Siciliano, che ormai non rappresenta il futuro ma bensì il presente del nostro territorio. Proprio il professore Bruno Siciliano è vincitore dell'Endelberger Robotics Award 2022 e riceverà questo premio per la sezione Education all'evento Automatica che si terrà a Monaco di Baviera il prossimo 20 giugno. I dettagli nel servizio. Non solo arte, cultura, tradizione e paesaggi impareggiabili, Napoli nel mondo si distingue anche per il suo slancio verso l'innovazione tecnologica e più precisamente verso le frontiere che riguardano la robotica e l'intelligenza artificiale. È la Federico II a stagliarsi sull'orizzonte di questo futuro, da un lato con il Prisma Lab, dall'altro con il centro Icaros. Entrambe queste realtà sono da considerarsi in assoluto due eccellenze su scala mondiale. La scuola napoletana di robotica con forza si impone nel panorama internazionale e a guidarla c'è lui, Bruno Siciliano. Noi siamo attivi nel settore della robotica presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia dell'Informazione della Federico II da 35 anni. Questo più o meno risale all'epoca del mio dottorato. All'epoca la robotica aveva una connotazione solo di tipo industriale, per cui si pensava alla robotica come una tecnologia abilitante per la manifattura, per l'automazione. In realtà in questi anni l'interesse verso la robotica è cresciuto e ha riguardato una serie di ambiti fortemente interdisciplinari. Il gruppo Prisma che io coordino è stato molto attivo proprio nella crescita della robotica dal contesto industriale al contesto, possiamo parlare della robotica di servizio, e in questi anni abbiamo portato finanziamenti al gruppo di ricerca per una media superiore al €1.000.000 all'anno in progetti di ricerca competitivi. Con una punta di orgoglio tutta partenopea posso dire che noi siamo stati il gruppo che, per la nostra dimensione di gruppo, noi siamo circa 40 tra strutturati, ricercatori, staff di supporto, abbiamo portato a casa finanziamenti per 25 progetti europei per più di 20 milioni di euro negli ultimi 15 anni, e questo è un risultato che ci consente di competere con i più grossi gruppi di ricerca. Questo però, come la ricerca gioca un ruolo fondamentale non solo nell'avanzamento della tecnologia, in questo caso della robotica, però gioca anche un ruolo cruciale per le ricadute che la ricerca ha sulla didattica. Quando io ho iniziato a insegnare robotica alla Federico II c'era un unico corso di robotica che si chiama robotica industriale. Bene, ora l'offerta didattica prevede 7 corsi a livello della laurea magistrale, e parlo della laurea magistrale in ingegneria dell'automazione e robotica, nonché della magistrale in ingegneria biomedica. Perché? Perché la salute è uno degli ambiti in cui c'è grosso interesse verso lo sviluppo di queste tecnologie. Chiaro che questo ha avuto un effetto positivo, perché per esempio gli iscritti ai corsi di laurea dove si insegna robotica negli ultimi anni sono passati da cifre di 40-50 iscritti all'anno a più di 200 iscritti in 7 anni. Siamo stati il corso di laurea del nostro dipartimento col più elevato gradiente di crescita in questa finestra temporale di 8-9 anni. E un altro dato rilevante che contraddistingue poi la qualità dei nostri laureati è la spendibilità del titolo di studio all'esterno. Ovviamente parlo non solo delle realtà napoletane, perché poi grazie al fatto che con lo sviluppo della robotica sono anche nate tante piccole imprese, start-up, integratori che utilizzano questa tecnologia, questo rappresenta un serbatoio prezioso per i giovani, per i futuri professionisti che noi formiamo, e il nostro settore non conosce disoccupazione. Il mio motto ispiratore e quello del mio team è quello che, in inglese potremmo dire the art of work and play, a fatica e a paziella. E allora il fatto di lavorare con entusiasmo, con passione, il fatto di lavorare divertendosi o di divertirsi lavorando è la molla che spinge questi giovani a interessarsi di robotica e a farlo a Napoli, con Napoli e per Napoli.
Quanto però è importante valutare anche i rischi dell'applicazione di queste tecnologie, dell'introduzione magari dei robot all'interno della società, considerando magari anche il caso specifico di Napoli. Come reagirebbero i napoletani? Questa è una domanda molto intrigante perché tocca diversi aspetti. Allora, diciamo, lei mi chiede, avremo la possibilità di vedere a Napoli, lungo le nostre strade, oppure nei nostri ambienti sociali, nelle scuole, negli ospedali, nei luoghi di lavoro, vedere robot? Cioè, come potrà essere l'accettazione? Ma io penso che questo è un processo lento che però in realtà già sta avvenendo. Se noi semplicemente osserviamo la naturale versatilità, che secondo me ha quasi una matrice genetica per le persone che vivono a Napoli, io trovo che con il mio team molte volte abbiamo avuto ispirazione dal fatto delle cose che realizziamo a Napoli.